America, 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 cosa sarà questa America? America, 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 di un bel mazzolino di fior. Nel 1878-79 sono venuti 4.000, intorno ai 4.000 italiani per la colonizzazione di Urussanga, In Brasile, in Brasile. 12 anni dopo 12. è stata destinata un'altra gleba, noi chiamiamo qui, un tocco di terra Sì. per assentare anche un'altra colonia dopo, Sì. quella della Nuova Venezia. Nuova Venezia, Venezia, no? Allora sono venuto 2.900, così, persone. E allora a Nuova Venezia è venuti tanti bergamaschi insieme, non solo veneti, ma i primi che sono venuti per Urussanga, la maggioranza era veneti. Veneta.
E poi come è stata fondata la città dove siamo stati oggi? Turbo. Turbo. Sì, sì. Boh. Ma lì erano tutte palafitte, Era cos'era? tutto, no. Cosa Tutto c'era? Tutto bosco. Bosco. E poi? Bosco, era qualche persona che viveva pescare, cazzare, gente, noi chiamiamo qui di mestizi bulgari quasi, né? Vivete bosco. Vivo nel bosco. Bon, allora un signore che era Marco Rovari ha adquirito questa terra qua tutta, allora lui bisognava che le vendeva questa terra, non ti interessa. Guadagnava in troco prestato un lavoro agli Stati per le strade, cose così, là, devo sangue la persona. Allora, nel 1913, allora sono cominciato a venire qui, questi di Lusanga, che Sioma e Venezia sono fiori proprio migranti italiani, sono venuti qua. Allora sono venuti qui, su tempo tutto, fino adesso, 206 persone italiani qua, fra i preti, le monache, Sì. e gli agricoltori. Sono contadini, no? Nella foresta c'erano gli indios all'epoca? No, qua Non erano c'era. molto pochi in quella volta. C'era qualcuno, qualche indios? La sera sotto C'era qualcuno. campo. Quindi avete pulita la foresta per far spazio al terreno. Tagliare due e piantare. Quindi tagliare foresta e poi piantare i primi ortaggi, i primi frutti. I primi anni lavorava solo per mangiare. E cosa mettevate? Patate? Cosa? Patate, fagioli, fagiavano, riso poco, e fagioli, detto che qua patate c'era. Ma adesso... I pinche nella mandioca, che diciamo mandioca. Sì, sì. Ma adesso ho visto che è aperto, ho visto tanti frutti. Adesso che frutti ci sono? Il municipio di Turbo è il capoluogo è stato un capoluogo dell'America Latina in trattore agricolo, la macchina agricola per il lavoro. E infatti anche il capoluogo del riso dello Stato di Santa Caterina. E oggi noi siamo il capoluogo anche della semenza. Tra la la
di festa, che sia fatto una straccia di festa, che sia fatto una straccia di festa, e le 3D che io trio a soldato tra la la. Larin, 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 lai, la larin, lai, larin, larin, la larin, 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 lai, tra la la. Grazie a tutti per essere qui, sono felicissimo che compio gli anni qui e vi ringrazio tanto, vi voglio bene. Viva il Brasile! Parabéns, Brasil! La, la. America, 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 cosa sarà questa America? America, 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 di un bel mazzolino di fior. Noi siamo partiti dai nostri paesi, noi siamo partiti con grande onore, 36 giorni di macchina e lavoro, e nell'America noi siamo arrivati. America, America. Cosa te che piacete il trattore? Oggi nella sala del sindaco c'era anche lei, ho visto, no? Sì. C'era anche lei. Tutti quei frutti nuovi adesso che si Adesso c'è la producono. pittaia, Poi come ho gado intero, le buche, né? Latte. latte, Perché qua è stata un'epoca del tanto tabacco, tanto ma deve tabacco. finire il tabacco. Ah. Allora sono dovuto partire per la pittaia maracujá. Ah, maracujá, sì, sì. Ecco. Sì, 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 sì. E altre tante sono. La terra qui è molto buona.
la música y Eliana va a recorrer el barco, todo el mundo con las palmitas, a ver, palmas, 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 dale. pianta così, sei fiore così. Bella polenta così, già già pom, già già pom, già già pom, già già pom. Quando sei così la bella polenta, sei cose così, sei fiore così, sei cresce così, sei pianta così, sei cose così. Bella polenta così, già già pom, già già pom, già già pom, già già pom. Quando si smisia la bella polenta si smisia così, sei cose così, sei fiori così, sei cresce così, sei pianta così, sei smisia così. Durante minha abertura, não é possível ver stato com voi, ho cominciato il intercambio, mas sinto muito feliz e agradeço aos pais que receberam os nossos queridos visitantes. Agradeço aos professores que receberam os nossos professores visitantes. E dizer que a SAT se sente muito honrada de participar mais uma vez dessa E con l'industria dei nostri italiani abbiamo formato paesi e città. America, 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 cosa sarà questa America? America, 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 di un bel mazzolino di fiori. America, 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 cosa sarà questa America? America, 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 di un bel mazzolino di fiori. Nome e cognome com'è? Come si chiama? Iracy Scarabellotti. E che stavano tutti a dove nel Veneto? Il mio nonno è venuto da Cordignano e ho parente che si chiama Pietro lì in Orsago. Orsago. E qui in Brasile, mi diceva prima, Sono qui sotto la nostra comune, qui intorno a 1000 persone, Scarabellotto. E parlano, non tutti, Non tutti. parlano ancora il dialetto veneto. grazie.